prodotto. Giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. È il 212° giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 154 al termine. Il sole sorge alle 5:53, tramonta alle 20:41, la luna sorge alle 17:25, tramonta alle 1:35. Il Maggior Consiglio decreta la distruzione di tutti i documenti d'accusa letti contro il doge Lorenzo Celsi, dopo che questi era deceduto il 18 luglio precedente. Viene decretato altresì che il nuovo doge, nella sua prima adunanza del Consiglio, affermi pubblicamente essere stato il suo predecessore indegnamente calunniato dopo la sua morte di misfatti commessi contro il comune di Venezia, i quali, fatta un'inchiesta, risultarono falsi. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppi di modesti annuvolamenti durante le ore centrali sui rilievi e zone interne della pianura. Precipitazioni generalmente assenti in pianura, in montagna possibile qualche rovescio o temporale nel pomeriggio-sera e non si esclude qualche isolato fenomeno sulla pedemontana. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento con valori ben superiori alla media del periodo. Maerne, il classico campanile con un paese attorno. Oggi è frazione del comune di Martellago, ma a ritroso lo troviamo capoluogo, villaggio, località tra i boschi e acquitrini dove vivere, anzi sopravvivere, era davvero difficile. Oggi, percorrendo le vie principali di questo borgo, facilmente ci si potrebbe confondere con una qualsiasi località ai bordi dell'Adriatico. Questi pini marittimi, questo orizzonte pianeggiante tutto intorno, rotto solo dalle costruzioni, richiama le vie interne di Jesolo, quelle di Sottomarino o le zone del Po di Levante, in uno spicchio di Veneto, specchio delle sue zone di mare. Già, perché anche Maerne un tempo era mare e poi laguna. È l'antica radice Mad che richiama la palude e che dà il nome, oltre che a Maerne, anche a Mira, Mirano, Marteggia, Mestre, tutte località che solo il tempo e la bonifica dell'uomo ha reso terraferma. E oggi queste bonifiche sono ancora ben visibili tra le rive dei canali che raccolgono le acque verso il mare. Sponde alte, perfette, quelle del Mar Senego, mentre più in là, tra le case, un canale in parte ancora a cielo aperto testimonia la battaglia costante tra la natura e l'uomo per la terra da coltivare. Una battaglia dove i monasteri e i benedettini ebbero la loro parte, così per Maerne, dove poco dopo il 1000 le cronache segnalano un monastero sotto il controllo del vescovo di Treviso. Poi passa sotto il controllo di Tempesta, che con i veronesi vincitori nella Marca diventano signori di Noale e delle terre limitrofe. Qui si respira da sempre la presenza di Treviso, anche se suddita di San Marco. Non a caso il leone col Vangelo è sul culmine del campanile costruito nel 1394, ma San Liberale, patrono di Treviso, è anche il santo del paese. La chiesa è titolata a San Pietro d'Antiochia, ma nella pala dell'altar maggiore, in uno dei dipinti della parrocchiale, il santo soldato è rappresentato con la bandiera trevigiana. Oggi visitare Maerne è soffermarsi sul Veneto rurale più vero e più profondo. E poco importa se il vicino passante e i centri commerciali spingono verso la modernità. E questa è l'immagine che racconta il senso di questa comunità, dove anche chi non c'è più guarda comunque ai suoi campi e ai frutti della terra, che si alternano nelle stagioni come nella vita, per loro oramai passata.